Dottor Quarta, per quanto riguarda il personale, come sta cambiando la vostra vita in questo periodo? La vita è cambiata per tutti, intanto perché anche noi siamo cittadini, quindi anche noi siamo abbastanza reclusi. Il resto del tempo rimane dedicato al lavoro. Stiamo approfondendo tanto impegno, al di là di quello che è previsto, sono state cancellate tutti i congedi, sono state aumentate le posizioni funzionali, cioè ci sono molte più persone in turno ed è cambiata completamente l'organizzazione dei pronto soccorsi perché abbiamo fin da subito creato due percorsi separati che iniziano dall'accoglienza perché appunto identifichiamo i casi ad alta probabilità appena entrano in triage, nel pre-triage, cioè prima ancora che entrino nella saletta d'attesa. Questo per dare una garanzia a chi viene con la gamba rotta di non trovarsi a fianco un paziente che sia potenzialmente infetto e invece di continuare a dare l'assistenza per tutti i problemi respiratori che questi pazienti presentano, che sono spesso molto, molto severi, in uno spazio dedicato che è stato popolato da personale infermieristico, da operatori sociosanitari e da medici che si stanno sforzando in modo profuso, perché poi il tipo di lavoro costringe all'adozione di dispositivi di protezione che vanno cambiati spesso, che costringono anche a una fatica di lavoro molto importante, proprio per non contaminare anche le aree di lavoro. Parlando invece dello sforzo che anche voi medici, il vostro staff e tutti stanno facendo per garantire proprio la salubrità anche delle famiglie, parlo dell'isolamento che voi stessi fate con le vostre famiglie. Sì, molti di noi hanno fatto la scelta perché siamo ovviamente anche con tutte le precauzioni abbiamo un rischio maggiore della popolazione perché appunto assistiamo queste persone come è giusto che sia e quindi molti hanno deciso di separarsi in questo momento dai familiari per una questione di coerenza anche. Noi sappiamo di che cosa si tratta e quindi non vogliamo esporre già i nostri familiari e quindi si sono separati. Un grande sforzo che viene ripagato dall'affetto di tutta la gente. Assolutamente devo dire, e non solo, io direi anche innanzitutto dal senso civico, perché la popolazione fino adesso ha rispettato in pieno le indicazioni che sono state date dalla Regione Veneto e comunque dal Ministero della Salute. E io chiedo di non abbassare la guardia, di continuare così perché per noi è un grandissimo aiuto, riusciamo a lavorare a pieno regime anche grazie a questo.